benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Contraccolpi politici dopo la clamorosa vittoria dei no in Sicilia. I 5 Stelle, Schifani si dimetta. Opposizione all'attacco ma anche fuoco amico da Palermo e pure da Roma. Pasqua alle porte ed è subito caro voli fino a 839 euro per un Milano-Catania, più che per New York. E l'autorità anticorruzione affossa il ponte sullo stretto. Troppo costoso, gara da rifare. Sabato Salvini a Messina con il sì al cavalcavia. Palermo, maschere bianche e cuffie con microfoni. In piazza i lavoratori licenziati dal call center Almaviva chiedono tempi certi per gestire il numero europeo 116-117, di cui però non c'è ancora traccia. Offensiva antidroga a Ragusa e a Messina, 27 arresti, hashish, cocaina e crack consegnate nei balconi, i pagamenti nascosti nelle cassette della posta, a Gela fallite 2 spaccate nella notte, fermato un uomo con i martelli in mano. A Paternò, nella scuola Nicolosi, 7 incursioni dei vandali in 3 mesi, 40 computer rubati, arredi devastati, estintori svuotati, la frustrazione della preside, lezioni sospese e intanto subiamo ogni volta nuovi danni. Enrico Brignano incanta Messina con il suo show Bello di mamma. Risate, ricordi e commozioni per la memoria della madre scomparsa. Calcio in Serie C, il Catania prepara la trasferta di Latina con tutto il gruppo a disposizione di Viali. Manca ancora l'ufficialità, ma si va verso il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. A Siracusa si fa avanti una cordata di 10 imprenditori locali per l'acquisto del club azzurro, trattativa in salita, viste le richieste del presidente Ricci. Bentrovati, è tempo di resa dei conti nella politica a 2 giorni dal voto referendario che ha tributato una clamorosa vittoria dei no. Da Roma a Palermo opposizione all'attacco, ma anche fuoco amico degli alleati. Maglio Viola. Tempo di analisi e di resa dei conti a 2 giorni dal referendum sulla giustizia. La vittoria del no gasa le opposizioni che adesso passano all'attacco con una richiesta diretta di dimissioni del governo Schifani. Lo fanno con una conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle che si pone alla testa di questa crociata. Stamattina la richiesta è stata formalizzata incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni. Il centro-sinistra prova dunque a ricompattarsi e cavalcare l'onda di questo successo elettorale referendario per rovesciare il governo della regione ma anche quello della città. Per Schifani però c'è anche da fare i conti col fuoco amico, mentre a Roma è partito il ripulisti della Presidente del Consiglio Meloni con le dimissioni del sottosegretario Del Mastro e della capo di gabinetto del Ministero Bartolozzi e la richiesta rivolta anche al ministro Santanchè. A Palermo Fratelli d'Italia tace ma prepara le sue mosse per presentare il conto agli alleati, rei di non essersi fatti carico di portare alle urne gli elettori. Ma la resa dei conti è già partita all'interno degli azzurri, con l'area Mulè Falcone che chiede di andare subito al congresso sulla falsariga di quanto fatto da Marina Berlusconi a livello nazionale, mettendo in discussione la segreteria Tajani. A difendere il governatore che non risponde alle voci ci pensano la Lega con il vicepresidente San Martino che parla di voto referendario che non intacca il lavoro importante del governo regionale e il Movimento per l'Autonomia con Fabio Mancuso, segretario del partito di Raffaele Lombardo, per il quale la richiesta di dimissioni è quantomeno ingenerosa. In questo clima parte la procedura disciplinare per Giancarlo Teresi, il funzionario regionale indagato nell'inchiesta Iacolino. Per lui è stato avviato il licenziamento che scatterà al termine del percorso stabilito dalla legge. Pasqua alle porte e subito voli alle stelle, fino a 839 euro per un Milano-Catania, più che per New York. E mentre il Sicilia Express resta fermo, carburanti e prezzi corrono verso nuovi rincari. Roberta Lunghi.
839 euro per un volo andata e ritorno Milano-Catania. È il prezzo che si arriva a pagare per tornare in Sicilia durante le festività pasquali con Ita Airways, un costo che fotografa l'impennata delle tariffe nel periodo di maggiore richiesta e che desta ancora più clamore se paragonata ai 417 euro per volare tra Catania e New York nel medesimo periodo. E mentre i voli raggiungono cifre record, resta ancora ferma un'alternativa attesa da molti, il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione siciliana. La vendita dei biglietti, inizialmente prevista nei giorni scorsi, è stata rinviata per motivi tecnici e amministrativi. Intanto cresce anche il costo degli spostamenti su strada. Secondo il Codacons, il prezzo medio del gasolio ha superato i 2 euro al litro e corre verso quota 2.1. A questo ritmo, tra soli 4 giorni, lo sconto sulle accise disposto dal governo sarà del tutto annullato dagli aumenti dei listini alla pompa, con i prezzi che, nonostante la minore tassazione, torneranno ai livelli pre-decreto. Dall'Unione Nazionale Consumatori poi arriva anche il monito a intervenire entro marzo sui costi in bolletta di luce e gas per gli effetti a catena con rincari generalizzati. E intanto l'ANAC affossa il ponte sullo stretto. Per l'anticorruzione i costi sono lievitati e serve una nuova gara. Intanto Messina si prepara alla prima manifestazione a favore dell'opera, prevista per sabato 28. Ci sarà anche Salvini. Emanuela Corsi. L'ANAC boccia il ponte sullo stretto. I costi dell'opera potrebbero lievitare oltre il 50%, quindi il decreto del governo non basta. Serve una nuova gara, ha detto il presidente Busia in audizione alla Commissione Ambiente del Senato sul disegno di legge commissari straordinari e concessioni, che contiene anche disposizioni sull'infrastruttura. I costi per realizzare il collegamento tra Calabria e Sicilia sono lievitati da 3,9 miliardi del 2006 a 10 miliardi e mezzo di oggi. Per l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, l'aumento dei costi è dovuto all'indicizzazione dei prezzi, anche con riferimento al forte aumento registrato negli ultimi anni che ha riguardato tutte le opere infrastrutturali in corso di realizzazione e non di varianti di lavori. Per Ciucci non sussistono procedure di infrazione e i cantieri potrebbero partire a fine anno se l'iter approvativo venisse completato entro l'estate. Tra gli altri soggetti ascoltati ieri in commissione anche il Comitato No Ponte, che ha denunciato come vengono paralizzate risorse per un'opera senza alcuna prospettiva di essere realizzata, mentre l'Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza Tecnico-Economica ha sottolineato quanto sia rilevante il ponte per il sistema paese. Intanto sabato pomeriggio a Messina si terrà la prima manifestazione a favore dell'opera, alla quale parteciperà anche il ministro Salvini. Tornano a manifestare gli ex lavoratori Almaviva. Siamo disperati, vogliamo solo tornare a lavorare, dicono, chiedendo la ricollocazione promessa dalla Regione Sicilia. Ma non c'è ancora nulla di definito. Marco Gullà. Il lavoro non si tocca, il lavoro non si tocca! Hanno perso il lavoro, c'è chi va avanti con prestiti di amici e familiari, chi invece ormai, avendo famiglia e mutui sulle spalle, non sa più come fare. Questa mattina davanti alla presidenza della regione siciliana in piazza Indipendenza a Palermo, un centinaio di lavoratori licenziati da Almaviva ha manifestato per chiedere tempi certi per la ricollocazione occupazionale. Vogliamo le istituzioni vicine, prima che succedano le tragedie! L'idea della regione siciliana per la ricollocazione degli ex lavoratori ruota attorno all'istituzione del numero unico europeo 116-117 per l'assistenza sanitaria non urgente, ma ancora non c'è nulla di definito. Ciò che sembrava essere una certezza è diventato, con una riunione che abbiamo avuto la settimana scorsa, un ritorno indietro. Non abbiamo ancora perso la voglia di lottare per riavere quello che ci è stato rubato, ovvero il nostro lavoro e la nostra dignità. Ex lavoratori con i manicartelli con scritto "vogliamo risposte, basta attese". Noi siamo qua a manifestare perché chiediamo appunto che venga definito questo progetto e venga data una data sostanzialmente. Non possiamo sempre rimandare, manca sempre qualcosa e quindi qualcuno dimentica che è importante dare serenità e dare una fonte di sostentamento a queste famiglie. Noi chiediamo, e siamo qui per questo, i lavoratori sono qui per questo, per chiedere al Presidente della Regione di mantenere gli impegni presi.
Famiglia nel bosco anche in Sicilia, in provincia di Palermo, allontanati 2 bambini, uno italiano, l'altro tedesco, dal casolare dove vivevano con i genitori nel bosco di Gibilmanna. Il Tribunale dei minori ha disposto che siano accolti con le madri a casa di familiari. Giusy Lazzara. C'è un bosco e 2 bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, e le loro mamme che hanno scelto di vivere lontano dal mondo, ma adesso sono stati allontanati e vivono in casa di un familiare. Un caso che somiglia molto a quello della famiglia nel bosco. A Gibilmanna, però, vicino Cefaluce, una piccola comunità di 15 persone che da alcuni mesi vivono senza comodità e agina e tecnologia. Sabato mattina la polizia giudiziaria della Procura dei minorenni di Palermo ha cercato i 2 bambini e li ha trovati con le loro madri in un casolare aggiustato alla buona. Dormivano su un materassino gonfiabile. Per la polizia non sono mai andati a scuola e non sono stati vaccinati. A capo della comunità, formata da persone di varia nazionalità, ci sarebbe una sorta di santone tedesco. Alcuni hanno preso in affitto anche delle villette nella zona. La procuratrice del Tribunale dei minorenni, Claudia Caramanna, ha stabilito che i 2 bambini con le madri lasciassero quella sistemazione e fossero accolti a casa di un parente. Lo scrive Repubblica Palermo. La Procura di Termini Imerese intanto ha aperto un fascicolo, mentre per quanto riguarda i bambini è il Tribunale per i minorenni a occuparsi della vicenda. A Palermo il direttore dell'orchestra francese Frédéric Chalin, il cui nome compare tra i frequentatori del pedofilo americano Jeffrey Epstein, è stato sollevato dal Teatro Massimo dalla direzione dell'Aida, l'opera di Verdi che doveva andare in scena a maggio. Chalin ha detto che a suo carico non ci sono denunce e che il rapporto con il miliardario morto in carcere era limitato al sostegno professionale. A Canicattì un 15enne è stato aggredito e picchiato anche con una chiave inglese mentre era alla guida del suo scooter. 4 giovani lo hanno accerchiato tentando di sottrargli il motorino, ma il ragazzino è riuscito a resistere e i malviventi si sono allora impossessati del suo borsello con il cellulare e 15 euro. Offensiva antidroga in Sicilia. A Ragusa arrestati dalla polizia 10 spacciatori. A Messina 17 arresti eseguiti dai carabinieri, sempre per spaccio di stupefacenti. L'operazione ha decapitato una vasta rete di trafficanti tra il capoluogo e la costa tirrenica. Francesco Triolo. Fiumi di droga che si riversano in Sicilia e 2 operazioni a Messina e Ragusa lo confermano. A Messina e sulla costa tirrenica i carabinieri hanno scoperto un sistema che ha portato a 17 arresti con la droga consegnata dai balconi e pagamenti nascosti nelle cassette della posta. Oltre 100 militari all'alba con il supporto di un elicottero e dell'unità cinofili hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. Le accuse sono pesanti: associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, minacce e porto d'armi illegali. Le indagini avviate nel 2023 hanno fatto emergere un'organizzazione strutturata e radicata nel territorio, con ruoli ben definiti, un vero e proprio cartello attivo tra Messina, Milazzo, Barcellona e fino alle Olie. Hashish, cocaina e crack venivano approvvigionati soprattutto nel quartiere di Gazzi per poi essere smistati attraverso una rete di corriere e staffette. Per eludere i controlli, i pusher adottavano strategie sofisticate, consegne rapide, spostamenti studiati e persino interruzioni del viaggio nei pressi dei caselli autostradali. La droga veniva chiamata caramelle, pietra, torta al cioccolato, 4 formaggi e facevano ricorso alle applicazioni di messaggistica istantanea per comunicare senza essere intercettati. Durante l'attività investigativa sono già scattati 8 arresti in flagranza e sono stati sequestrati circa mezzo chilo di droga, oltre a numerosi telefoni cellulari utilizzati per gestire le piazze di spaccio. Sono 10 invece le persone finite in manette nel Ragusano dopo un'operazione della polizia coordinata dal DDA di Catania. L'indagine avviata nel dicembre 2023, denominata Drug Parking, ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra Comiso e Vittoria e specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana, con un giro d'affari stimato di circa 2 milioni di euro. A Gela, doppio assalto nella notte con il metodo della spaccata, falliti entrambi, in un caso preso anche il responsabile. Gerry Italia.
Notte di paura in città con 2 tentativi di spaccata a distanza di poche ore e un copione che continua a ripetersi. Il primo episodio poco dopo la mezzanotte in via Palazzi, a pochi metri dall'ospedale Vittorio Emanuele. Un uomo volto coperto e guanti utilizza 2 martelli per infrangere la vetrina di un panificio tavola calda. I colpi vengono uditi anche da chi si trova davanti al pronto soccorso. Il malvivente riesce a entrare, stacca la cassa automatica e tenta la fuga, ma viene notato da una pattuglia dei carabinieri in transito. L'intervento è immediato. Il ladro prova a disfarsi dalla refurtiva abbandonando la cassa sulla strada, ma viene bloccato poco dopo. Fermato e portato in caserma, rischia ora l'accusa di furto aggravato. Ma la notte non finisce lì. Intorno alle 4 del mattino un nuovo tentativo, questa volta in pieno centro storico. Nel mirino una macelleria, anche qui stesso schema. Un uomo con il volto travisato tenta di sfondare la vetrina utilizzando un masso pesante. I colpi sono violenti, ma il vetro antisfondamento resiste. Il rumore sveglia alcuni residenti che si affacciano ai balconi. È proprio la loro presenza a mettere in fuga il malvivente, che scappa senza riuscire a entrare nel locale. Purtroppo per l'ennesima volta le attività sono prese di mira, questa volta è toccata a noi. Cerchiamo un po' di vigilanza in più, cerchiamo che qualcuno appunto possa sorvegliare la zona. 2 episodi diversi ma con evidenti analogie. Gli investigatori non escludono che dietro ci sia la stessa mano, una vera e propria banda organizzata. Nel mirino soprattutto attività commerciali dotate di casse automatiche considerate obiettivi facili e veloci. Le indagini sono in corso per ricostruire eventuali collegamenti e identificare i responsabili, ma il bilancio delle ultime settimane parla chiaro: almeno 8 spaccate tra tentativi e colpi riusciti, una sequenza che preoccupa e che fa salire la tensione tra i commercianti sempre più esposti a incursioni notturne. Paradossi a Paternò nel Catanese, la scuola Giambattista Nicolosi chiusa agli studenti e aperta ai vandali. 7 incursioni in meno di 3 mesi. La frustrazione della preside: questo plesso doveva essere quasi consegnato, invece si contano solo danni. Tonino De Mana. Chiuso agli studenti e al personale scolastico, preside compresa, aperto a ladri e vandali che hanno depredato e distrutto ogni cosa. Questo il primo paradosso. Il secondo è ancora più assurdo. La scuola in questione, la GB Nicolosi di Paternò, è un cantiere aperto per interventi finanziati con fondi PNRR. Fine lavori 30 marzo 2026. Noi avevamo come termine detto che il 30 marzo sarebbero ultimati, non sono per nulla ultimati, addirittura sono veramente al di là dell'essere ultimati, principalmente non abbiamo un termine preciso. All'inizio ci hanno detto a giugno saranno ultimati, non si sa se finiranno a settembre. Cantiere off limits a tutti, tranne che ai teppisti. Da queste parti si contano 7 raid vandalici in meno di 3 mesi. Oltre a 40 PC rubati, arredi devastati, estintori svuotati e tanto altro, qui si ruba per necessità e si distrugge per gioco. Questo cavolo quanto costa? Quasi 2.000 euro, ma anche gli armadi hanno distrutto le ante proprio appositamente e non si possono più recuperare gli armadi. La preside chiede tempi certi per l'apertura della scuola, visto che i suoi 500 alunni sono sparpagliati ovunque. Sono collocati dovunque, anche in aula docenti, anche in uno spa, anche nel corridoio ce l'abbiamo collocata una classe, e addirittura il lunedì che l'ARS non ci può dare i locali abbiamo 4 classi insieme che fanno lezione tutti insieme nel salone. Oltre all'intervento in corso ed in alto mare, la scuola è beneficiaria di un ulteriore finanziamento per efficientamento energetico, bando ancora da espletare, quanto basta da mettere in dubbio anche la prossima data di settembre, quando la campanella suonerà, ma non in questo plesso. A Catania, nuova aggressione in ospedale. A San Marco un uomo ha picchiato un infermiere che gli voleva impedire di accompagnare un parente nell'area riservata alle emergenze. Sempre a Catania, controlli a macellerie e rivendite alimentari nella zona del mercato di Piazza Carlo Alberto. Sanzioni e merce sequestrata perché mal tenuta. Tra gli illeciti contestati anche lavoratori non regolarizzati. Orazio Longo. La carne era custodita in un deposito particolarmente sporco, tenuta a terra vicino a detersivi, tra cui alcuni corrosivi e pericolosi per la salute. Maxi sanzione da 9.000 euro e sequestro della merce. È il risultato di uno degli interventi dell'operazione di controllo coordinata dalla polizia a Catania e tesa a garantire la sicurezza della filiera alimentare. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, per multe complessive di 42.000 euro, alcune macellerie della zona di Piazza Carlo Alberto, ristoranti e rivenditori ambulanti. Uno di questi, sprovvisto di tutti
tutte le autorizzazioni, nella zona del mercato tradizionale vendeva pesce tenuto su un bancone senza ghiaccio e senza impianti di refrigerazione, in un momento della giornata caratterizzato da temperature al di sopra dei 20 gradi. Parte del prodotto è stato trovato in vasche con acqua sporca. L'uomo è risultato anche percettore di reddito di inclusione, beneficio che è destinato ad essere revocato perché sorpreso mentre lavorava. In un caso poi si è provveduto a chiudere l'attività in quanto, nonostante i precedenti controlli, le sanzioni e le prescrizioni dettate, il titolare è stato colto nuovamente a commettere gli stessi illeciti. Mentre l'ispettorato del lavoro ha individuato 2 lavoratori non regolarizzati ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale fino a quando non verranno regolarizzati i dipendenti e non verrà pagata la sanzione di oltre 10.000 euro. Cose più allegre adesso: caccia a 30.000 coloratissime uova nascoste tra i viali di Villa Bellini a Catania. Cresce e si rafforza la caccia alle uova di Pasqua, che è arrivata alla sua 4ª edizione ed è diventato ormai uno degli appuntamenti familiari più attesi. Unisce gioco, cura della natura e impegno sociale. L'iniziativa, ideata da Giovanni Sant'Angelo Lacane, è stata presentata questa mattina al Palazzo di Cultura di Catania. L'appuntamento è per sabato 4 aprile, a partire dalle 10. Una parte dei ricavi sarà destinata al reparto pediatria dell'ospedale Garibaldi di Catania. Fra poco appuntamento con il vice sindaco di Catania, Massimo Pesce, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni o lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @Telecolor. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Adesso lo spettacolo. Enrico Brignano incanta Messina con il suo show Bello di Mamma, fra risate, ricordi e memorie per il ricordo della madre scomparsa. Un viaggio tra vizi, manie e l'abbraccio sicuro nell'infanzia che tutti abbiamo cercato. Roberta Lunghi. Vedere questo palazzetto dello sport, così si può chiamare, da lontano. Dagli anni 60 all'era di Alexa, in un percorso tra ironia e commozione, ieri sera Enrico Brignano si è raccontato al pubblico che ha affollato il Pala Rescifina a Messina nel suo one-man show Bello di Mamma. Quasi tutti elegantissimi, la maggioranza, qualcuno elegante, l'altri, visto delle crocs, ho visto anche persone con le crocs. Sul palco con lui un'orchestra di 10 elementi e 2 coriste, tra le quali la siciliana Giovanna Dangi, irrefrenabile concentrato di energia e potenza vocale. Brignano ha narrato vizi, manie, abitudini moderne, con al centro l'idea che tutti, prima o poi, cerchiamo quella voce o quel ricordo di chi ci faceva sentire al sicuro. La sua voce confortante Brignano l'ha ricordata con commozione. La madre Anna, scomparsa un anno fa, proprio quando l'attore si trovava in tournée in Sicilia. Un momento che ha chiuso lo spettacolo tra applausi ed emozioni. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania che si prepara alla trasferta di Latina e il Siracusa alle prese con la complessa trattativa per l'ipotetico acquisto. State con noi, vi aspetto. Catania in campo nel pomeriggio per l'allenamento. Viali prepara la trasferta di Latina con tutto il gruppo a disposizione. Entrati in diffida Jimenez e Di Tacchio. Francesco Triolo. Un'avversaria che ha necessità di punti per allontanarsi dalla zona calda dei play-out, un Catania che invece vuole consolidare il secondo posto in classifica. La settimana che porta alla partita di Latina per il rosso-azzurro è nata con la consapevolezza che sabato pomeriggio non si troverà di fronte a una squadra con la pancia piena, anzi la sconfitta di Cosenza non ha aiutato la squadra di Gennaro Volpe a compiere lo scatto in avanti. I laziali, al di là di ciò che dice la classifica, però sono formazione insidiosa che pure sempre è arrivata in finale di Coppa Italia e la prossima
settimana si giocherà proprio al Francioni il titolo col Potenza. Quindi motivazioni su motivazioni, ma anche stanchezza per un Latina che sta giocando ogni 3 giorni. Il Catania ci arriverà dopo il pari col Casalano, invece che ha segnato il debutto in panchina di William Viali. L'ex tecnico di Cosenza Reggiana ha già dato la sua impronta sul sistema di gioco, passando alla difesa a 4, schierando giocatori di chiara propensione offensiva come Lunetta, Jimenez e Bruzzaniti, che sono stati chiamati ad agire alle spalle di Caturano. Un sistema che dovrebbe essere confermato, magari puntando anche su Cicerelli, ormai parte integrante del gruppo, rientrato nel finale della partita di lunedì, appena qualche minuto, ma pian piano dovrebbe avere più spazio. Alla tira non ci saranno assenti ulteriori rispetto agli infortunati di lungo corso, ci sono invece 2 diffidati in più, Jimenez e Di Tacchio, che si aggiungono a Casasola. Manca ancora il provvedimento del prefetto di Latina, ma la trasferta laziale sarà vietata ai supporter del Catania. La scelta è dettata dalla recente rissa tra Ultraros e Azzurri, avvenuta nei pressi di Piazza Europa, seguita dalla spedizione punitiva in Piazza Castellursino. Per questo motivo sarà disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia. La crisi societaria del Siracusa Calcio, cordata formata da 10 imprenditori locali, tratta l'acquisto del sodalizio aretuseo, ma la trattativa non appare così semplice. Marco Petrolito. Tante le novità all'orizzonte, con i tifosi siracusani più che mai in apprensione per il futuro del sodalizio azzurro. Al di là della penalizzazione in arrivo domani, la seconda di questa stagione, appare sempre più forte l'interessamento da parte di Lino Elicona, imprenditore siracusano che in passato ha maturato varie esperienze nel mondo della pallamano. Su mandato del presidente Ricci, infatti, Elicona sta cercando di coinvolgere altre forze locali, ma non solo, in un progetto teso a rilevare il Siracusa Calcio. Una decina di imprenditori hanno già aderito e formato una cordata destinata a crescere e che ha formalmente presentato una manifestazione di interesse al primo cittadino Francesco Italia. L'esito della trattativa però rimane legato alle richieste del patron, che per lasciare il timone del sodalizio intenderebbe recuperare la fideiussione, si parla di 750.000 euro, ed ottenere una buona uscita di 2,50. Richieste che, se confermate, potrebbero in qualche modo complicare quella che comunque appare come un'imminente cessione del club. La situazione resta incerta, con gli sportivi aretusei che si attendono segnali rassicuranti in tempi brevi, consapevoli del fatto che entro il 16 aprile ci sarà la quarta scadenza, relativa ai pagamenti degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio. Una crisi che dunque, almeno per ora, continua, ma a cui fa da contrasto il momento brillante della squadra, che domenica, dopo aver conquistato 10 punti nelle ultime 5 gare, giocherà un'altra sfida salvezza fondamentale sul campo dell'Altamura. Si è spento a 75 anni Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo Calcio e figura centrale della rinascita del club dopo il fallimento dell'86. Ha guidato la società di Viale del Fante dall'89 al 93 e nuovamente dal 95 al 2000. La sua gestione si è conclusa con la cessione della società a Franco Sensi, aprendo la strada alla successiva era di Maurizio Zamparini. Così ci fermiamo, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.